seconda partecipazione consecutiva dell'Entella a Tenerife, è uno dei tornei internazionali di calcio giovanile più importanti del mondo. È la nostra seconda partecipazione, quest'anno partecipiamo come campione d'Italia Beretti, quindi del giovanile delle società di Lega Pro, e questo, al di là del titolo che abbiamo vinto nel 2011, ci dà anche, come dire, una carica maggiore per poter fare bene in questa manifestazione che è il mondialito del calcio giovanile. Ci sono società di tutti i continenti e dicevo che andremo a scontrarci nell'ultima partita del girone eliminatorio contro la Roma, campione primavera della Lega A e B, e noi rappresenteremo la Lega Pro, quindi sarà un bellissimo evento e speriamo di riuscire ad ottenere un risultato di questo tipo. Si presenta sicuramente con un impianto all'accesso della stazione dopo quello che è stato pensato anche se è stato. Bene, sono stati fatti dei sacrifici così, abbiamo ottenuto un grande risultato in meno di 90 giorni. È stato rifatto lo stadio, adesso si presenta come uno stadio veramente importante come quello delle società professionistiche, quindi siamo orgogliosi di poter far entrare nel nostro stadio, nei nostri spogliatoi, società importanti che vengono come quelle che ci giocheremo la prossima settimana dal Messico, dal Paraguay, oppure la stessa Roma e tutte le altre, perché ci saranno anche due partite della Samp, quindi abituate a degli stadi più importanti del nostro, però questa volta noi ci presentiamo veramente con una bella etichetta. Contemporaneamente a questa seconda partecipazione alla città di Venezia c'è questa partenza del progetto Chiavari Città dello Sport, nel quale l'Entella fa un po' di quest'anno. Il progetto è partito dal presidente Lasco Ruggero, che ne ha parlato con il presidente Gozzi, il quale come sempre entusiasta per quello che sono le attività commerciali e turistiche di questa città. Credo che la persona Ruggero sia la persona giusta che riuscirà a portare in fondo questo progetto, a farlo decollare veramente in maniera egregia, e questo sarà importante anche per tutto l'indotto sia commerciale che turistico per questa città e per le cittadine limitrofe. Presidente Lasco, un progetto che viene lanciato questa sera, quello di Chiavari Città dello Sport, un modo per raggruppare insieme tre componenti storici. Sì, le componenti sono quelle strutturali, perché Chiavari vanta notevoli società sportive blasonate e storiche, e quindi su queste noi dobbiamo per forza di cosa fare chiavi su queste realtà. La realtà quella geografica, perché Chiavari comunque ha una prima lineare per questo tipo di attività. Pensiamo per esempio anche a tutte le società sportive del nord Europa che nel periodo invernale non svolgono i loro campionati e possono in questa occasione venire qui da noi per continuare la loro preparazione. E poi naturalmente quella di accoglienza, che è quella del centro commerciale e naturale che abbiamo a Chiavari, più di 350 negozi in uno spazio molto ristretto, molto circoscritto, che può essere di perfetta accoglienza proprio per le persone che vengono a fare sport attivo e sport indiretto, cioè quelli che accompagnano gli sportivi per svolgere le attività proprio qua. La proposta che nasce da Chiavari è che può estendere solamente al territorio. Se solo Chiavari svilupperà questo tipo di proposta, difficilmente diventerà una proposta importante, e la proposta deve essere allargata ai comuni limitrofi, almeno in uno spazio circoscritto tra Calasco, Lavagna e Sesti Levante, perché insieme agli assessorati al turismo e allo sport ci deve essere una relazione di mettere in rete tutte le energie, quindi uno sforzo pubblico e uno sforzo privato, oltre che quello delle associazioni di categorie e di tutti quelli che sono chiamati in causa per poter sviluppare questo progetto. Il primo appuntamento coincide con la 68esima edizione del Torneo di Viareggio, alla quale anche quest'anno
esperienza dello scorso anno all'interno della partenza. Sì, per noi è stata un'occasione importante questa sera naturalmente di presentare insieme a un evento così noto anche la prima prova della città dello sport. Siamo contenti e speriamo di rimanere all'altezza su questo. La città dello sport da questo momento parte, ma soprattutto si deve appoggiare ad una struttura organizzativa che possa lanciare definitivamente questa proposta.